buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, l'ultimo giorno di questo 2025. Tante le notizie di cronaca come sempre che vi racconteremo, e resta in primo piano la vicenda di Angelika Hutter, la 34enne tedesca che come sapete è in gravissime condizioni e lotta tra la vita e la morte dopo essere stata travolta da un SUV a Ronco all'Adige. Era scappata dalla comunità dove si trovava dopo il patteggiamento per la strage di Santo Stefano di Cadore, una vicenda che ovviamente alla quale abbiamo dato ampio risalto in queste ore. Ripartiamo proprio da qui, ripartiamo da quel luglio 2023 quando si consumò la strage di Santo Stefano di Cadore. Era il 6 luglio del 2023 quando l'auto di Angelika Hutter a Santo Stefano di Cadore falciò l'esistenza di un'intera famiglia di Favaro Veneto, il piccolo Mattia, 2 anni appena, il papà Marco Antoniello, 47, la nonna 64enne Maria Grazia Zuin. Stavano passeggiando in quella che doveva essere solo una vacanza in montagna nel cuore del Comelico quando vennero travolti dall'Audi A3 nera della donna tedesca, oggi 34enne, che in queste ore sta lottando tra la vita e la morte perché investita dall'auto di un 77enne veronese sulla strada provinciale 19 a Ronco all'Adige, e questo durante la fuga dalla casa di cura psichiatrica Casa Don Girelli, dove si trovava ricoverata dopo aver patteggiato una pena a 4 anni e 8 mesi proprio per quel terribile triplice omicidio stradale. Una scia di orrore e tragiche coincidenze su cui adesso si cerca di fare luce con la polizia stradale di Legnago, che ha aperto un fascicolo per lesioni. Non è chiaro se Angelika Hutter stesse camminando a bordo strada o se la stesse attraversando al momento dell'impatto. Perde quota ora dopo ora l'ipotesi del tentato suicidio. Forse la 34enne voleva soltanto raggiungere la Baviera, sua terra di origine. Un destino che interroga non solo gli inquirenti e che riapre ferite profonde, familiari e di comunità. A Favaro Veneto le esequie nella chiesa di Sant'Andrea furono un abbraccio straziante collettivo, sostegno che continua ancora oggi. Una delle cose principali che abbiamo pensato è che ovviamente tutto questo riporta a galla tutto il dolore di queste persone che da anni stanno soffrendo questa loro perdita del figlio, nipote e consuocera. Stava seguendo un percorso di riabilitazione Angelika e pochi giorni fa con gli altri ospiti aveva fatto visita anche ai mercatini di Natale. Parlava poco l'italiano ma non c'erano sospetti di fuga. Allontanamento che è stato invece repentino. Domenica la donna esce dalla casa accoglienza e si infila tra le piante, poi scavalca la cancellata. Evoluzioni riprese dal sistema di videosorveglianza, immediato l'allarme ai carabinieri con la 34enne tedesca che viene investita 10 minuti dopo quando tutti la stanno cercando. La nostra è una struttura sanitaria, cura le persone e non le contiene, afferma il direttore di Casa Don Girelli, Giuseppe Ferro. Angelika Hutter dice forse viveva un periodo di forte stress acuito dalle feste natalizie. Non mettiamo muri, intanto le prossime ore potrebbero essere decisive per capire quanto il destino possa essere tragico e beffardo. E a Favaro Veneto ovviamente la notizia ha portato all'immediata reazione dei familiari del piccolo Mattia, del papà e della nonna, le vittime della strage di Santo Stefano di Cadore. Nel fatto che i genitori di lei soffrono almeno un po' di come abbiamo sofferto noi, perché da quella gente là non abbiamo avuto un rigo, una scritta, una parola di scusa, di conforto, di niente. Casa Antoniello, qui a Favaro Veneto, è l'abitazione dei genitori di Marco, ucciso a 47 anni insieme al piccolo Mattia di appena 2 anni nell'incidente che ha sconvolto Santo Stefano di Cadore. Ad aprirci sono i nonni Ida e Luigi. Le parole di nonno Luigi non cercano vendetta, ma restituiscono tutta la profondità di un dolore che non conosce tregua. Il valore di loro figlia, se soffrono per la loro figlia, almeno che soffrissero un attimo di come abbiamo sofferto noi.
Perché il dolore non si può calcolare? Non si cancella. No, perché quel dolore è eterno. La notizia dell'incidente che ha coinvolto Angelika Hutter l'avevano vista scorrere in televisione poco prima del nostro arrivo, proprio durante il nostro telegiornale. Un colpo improvviso che ha riaperto ferite mai rimarginate, ci dice nonno Luigi. Il stesso trauma. E mi è balzata alla mente lei, diciamo, in mezzo alla strada, diciamo, come erano i miei, solo che i miei purtroppo erano coperti da un lenzuolo e che lei è stata soccorsa. Mi auguro che ce la faccia. Un dolore disumano, la tragedia causata da Angelika, un dolore che resta anche quando il tempo passa e che nessuna notizia potrà mai cancellare. Io mi sarei aspettato almeno un rigo di scuse da parte dei genitori, come esseri umani, perché se mio figlio avesse fatto anche una piccolissima parte di quelle che aveva fatto sua figlia, anche se la ritenevano malata, è stata ritenuta malata, era mio dovere chiedere scusa. Quello che ha fatto ancora, ha aumentato ancora più il dolore, più la sofferenza. La colpa, se lei era fuori, è delle leggi italiane. Dargli tutte le attenuanti possibili. E 3 omicidi in una struttura di riabilitativa per noi è stato poco. Nella casa dei nonni le fotografie dei loro cuori travolti inesorabilmente da quell'Audi nera, tutto intorno i pupazzetti del piccolo Mattia, nel segno di una mancanza incolmabile per sempre. E quello è. E noi, purtroppo per noi c'è l'ergastolo a vita. Noi vegetiamo, noi adesso non viviamo. Queste le parole del nonno del piccolo Mattia. Ancora la cronaca, Chico Forti ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia il permesso per lavorare fuori dal carcere di Verona in base all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario per frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili. L'istanza dei legali è stata accettata dopo che una precedente richiesta di liberazione condizionale era stata respinta a settembre. In giugno Forti, condannato, lo ricordiamo, negli Stati Uniti per omicidio, aveva già ottenuto il permesso di frequentare le aule studio del carcere e già da febbraio poteva usufruire di permessi per visitare la madre a Trento. Ed è morto a 74 anni nella sua casa a Villorba Sant'Ecovere. Da meno di 7 anni era tornato in libertà dopo averne scontati quasi 24 nel carcere di Treviso, condannato in via definitiva per il duplice omicidio dei fidanzati Corrado Pianca e Paola Longo, i cui cadaveri vennero trovati carbonizzati la mattina del 16 settembre 1995 sulle rive del torrente Friga a Cordignano, delitto per il quale Covere ha sempre proclamato la propria innocenza. Chi ha colpito a morte Corrado e Paola sono stati altri, aveva raccontato il 74enne nel 2019 dopo la scarcerazione. Uno non c'è più perché è morto e un altro invece è tranquillamente in giro chissà dove, visto che nessuno riesce a trovarlo. Queste erano state le parole proprio di quel giorno, di quelle immagini che abbiamo visto di Sant'Ecovere, il giorno della sua scarcerazione. E Covere è morto nella sua casa di Villorba a 74 anni, nei giorni scorsi. Restiamo nella Marca trevigiana e torniamo a Treviso perché non si fermano le razzie in città. Nel mirino sono spesso, l'abbiamo raccontato in queste settimane, i bar, e c'è un'ennesima spaccata che vi dobbiamo raccontare. Ce la racconta in diretta Elena Dal Forno con Nicoletta Rizzetto. Buongiorno. Buongiorno a te Nicola, naturalmente buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Siamo con Walter Priano, che è il titolare della caffetteria Luzzatti. Qui siamo in Viale Luzzatti, alle porte della città, e proprio questa notte c'è stata un'altra spaccata, l'ennesima, come dicevi bene, a questi esercizi commerciali. Il signor Walter adesso ci racconterà anche perché non ha né telecamere né allarmi, però questa mattina quando è arrivato ha trovato la sorpresa. Stamattina sono arrivato alle 5:30 circa, come arrivo
tutte le mattine e ho trovato la sorpresa. La sorpresa consta nel fatto che hanno spaccato la porta principale d'entrata del bar, entrando, rubando circa 150 euro di fondo cassa che noi lasciamo sempre e anche le offerte dell'Adavar. Questo mi ha dato particolarmente fastidio, perché rubare le offerte dell'Adavar non è certo un gesto da gentiluomini, però vabbè. Il mio sentimento peggiore in questo momento è l'impotenza di fronte a questi fatti che vanno a gravare sulle spalle di cittadini che fanno il proprio lavoro, che si alzano alle 4:20, perché la mia sveglia ogni mattina è alle 4:20, vengo qua, faccio il mio lavoro e poi ti rendi conto che non sei tutelato e non sei neanche protetto. Non ho né telecamere né sistemi allarme per scelta. Perché? Perché a nulla servono, a nulla valgono. Anche nel momento in cui alcuni personaggi che fanno queste azioni vengono presi, nulla fa, cioè, non pagano per niente, vengono rilasciati il giorno dopo o magari anche dopo un'ora e sono ancora in giro a delinquere. E questo mi fa sentire impotente ed è brutto che un cittadino si senta impotente, che abbassi le braccia, abbassi la guardia e abbassi la lotta, la voglia di lottare a causa di queste cose. È una cosa che veramente mi disgusta. Ecco, per ricostruire un po' la dinamica vi porto con me qui in fianco proprio al bar, c'è una porta secondaria, una porta laterale. Adesso ci racconta il signor Walter, vedete queste sedie, che cosa hanno fatto i delinquenti. Allora, hanno tentato, questa è una porta finestra di servizio che noi usiamo per portare le consumazioni all'esterno del nostro giardino. Lasciamo le sedie impilate come ogni sera. Questi hanno prima tentato di salire sulle sedie e hanno preso a calci la porta finestra tentando di abbatterla. Non ci sono riusciti, hanno comunque lesionato la parte interna del serramento e dunque dobbiamo mettere a posto anche questo. Non riuscendoci, sono entrati dalla porta principale sfondandola con una mazza, con un martello, non ho capito bene, ma non abbiamo trovato né il classico tombino né il solito sasso che magari si usano per queste spaccate. Sono entrati e hanno fatto quello che ho innanzi spiegato, insomma. Ecco, qui vedete con le immagini di Nicoletta Rizzetto proprio la porta che sta cercando di essere riparata, insomma, in quello che si può fare in una giornata come questa, che è anche semifestiva, perché giustamente signor Walter alle 2 vuole chiudere e andare via in tranquillità. Non vado via tanto tranquillo, chiuderò. Poi abbiamo messo questo pannello per rattoppare, perché in giorni come questi il vetraio non lavora giustamente, il signore dei serramenti non lavora giustamente. Allora, per fortuna ho trovato una buona anima che mi ha dato una mano, abbiamo messo su questo pannello per rattoppare. Ecco, l'ultima domanda che faccio al signor Walter è: era la prima volta? No, sono in 21 anni che abbiamo l'esercizio in questo posto, è la terza volta, ma così eclatante, così chiamiamolo spettacolare, è la prima volta. Hanno sfondato, insomma, è stata proprio una spaccata classica. Ecco Nicola, l'ennesima di questo dicembre nero per gli esercizi commerciali, come abbiamo già raccontato tante volte anche nei nostri telegiornali. Daremo ovviamente anche altre notizie questa sera nei nostri telegiornali, anche perché ci raccontava il signor Walter che quando ha chiamato la questura gli hanno detto che forse c'era anche un'altra spaccata in corso. Allora, all'inizio ho chiamato la questura e mi hanno detto fra un quarto d'ora le mandiamo la macchina, poi gentilissimi mi hanno richiamato e mi hanno detto la macchina arriverà fra un'ora, perché l'unica macchina che abbiamo in servizio, perché ho capito che la notte scorsa la questura di Treviso aveva solo una macchina in servizio, era impegnata in un'altra spaccata di un altro locale simile al mio, insomma. E questo è l'augurio di buon anno che il signor Walter ha preso, ma speriamo che il 2026 invece ci porti buone cose e magari che adesso tutti conoscano la caffetteria Luzzatti e vengano qui a farle gli auguri e farle riprendere un po' il sorriso. Devo dire che ho avuto tanta solidarietà da tutti i clienti e questo mi fa solo piacere, perché essere amati, insomma, essere graditi nel territorio in cui si lavora fa solo piacere e ringrazio tutti. Con questo è tutto, Nicola, ti restituisco la linea. Elena dal Fondo Nicoletta Rizzetto, grazie anche al signor Walter. Ovviamente ci uniamo, insomma, un po' la vicinanza, perché non è facile proprio in questi giorni anche di festività guardare al 2026 con fiducia. Allora adesso restiamo a Treviso per parlare lo ricorderete, il brutale pestaggio di Porta San Tommaso, perché c'è stata una svolta nell'inchiesta
da parte della Procura, la Procura che è pronta a chiedere l'archiviazione perché non sarebbe stato un agguato nato dal nulla, ma un regolamento di conti tra gruppi rivali. Insomma, tutto un altro film rispetto a quello emerso finora e che, lo ricorderete, aveva portato alla mobilitazione più di una volta di genitori e anche di associazioni. Non avrebbero raccontato la verità, o perlomeno tutta la verità, ai ragazzi vittime dell'aggressione a Porta San Tommaso. È questa la convinzione che trapela dalla Procura della Repubblica di Treviso, con il sostituto procuratore Michele Permugnan pronto a chiedere l'archiviazione delle accuse principali. Una svolta di per sé clamorosa che racconta tutto un altro film, non un agguato nato dal nulla, fatto per divertimento o mero gusto della violenza, ma un regolamento di conti tra giovanissimi che già si conoscevano e tra i quali c'era un risentimento, non si capisce di quale natura, se gelosia, rivalità di tipo etnico, tutto da appurare. Non solo, sarebbero stati 2 i momenti di contatto. In un primo caso sarebbe volato uno schiaffo tra improperi e frasi dette in dialetto napoletano, poi sarebbero stati 4, oggetto dello scherno iniziale, a raggiungere la banda più numerosa fuori Porta San Tommaso. Di certo i racconti divergono. Insomma, dal materiale investigativo raccolto in oltre 20 giorni di indagini emergerebbe una ricostruzione completamente diversa da quella dei 4 giovani, 3 di questi finiti in ospedale, uno con una mascella fratturata e una prognosi di 20 giorni. Tutti avevano presentato querela accanto ai loro genitori scesi in piazza con un sit-in spontaneo per chiedere di liberare la città dai Maranza. Forse i figli non l'hanno raccontata giusta nemmeno a loro. Movimento poi allargatosi anche con un flash mob di sabato sera tra associazioni, alla presenza dello stesso sindaco Mario Conte. Alla vigilia di Natale 7 tra i soggetti ritenuti responsabili, 5 minorenni, erano stati raggiunti anche da Daspo con la proibizione di entrare nei locali della Movida sia a Porta San Tommaso che nei dintorni, misura di polizia che segue binari paralleli rispetto all'indagine penale, ma il tema resta e i Daspo ora potrebbero essere estesi specularmente a quelle che fin qui erano le vittime. Non si esclude nemmeno che si possa procedere per rissa, cambiando di fatto il titolo di reato. I Maranza a questo punto potrebbero essere tutti o nessuno. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli è intervenuta nella serata di ieri nel canale Taglio, nel comune di Marano Lagurare, siamo in provincia di Udine, per prestare soccorso a 2 pescatori originari di Motta di Livenza rimasti bloccati a causa di un guasto al motore della loro imbarcazione. I Vigili del Fuoco con un battello pneumatico hanno raggiunto i 2 uomini che in attesa dei soccorsi avevano messo in sicurezza il natante legandolo a una bricola. Una tragedia sfiorata sul lavoro a Boara Pisani, siamo di nuovo nel Padovano dove un autotrasportatore di 27 anni è rimasto schiacciato dal suo stesso camion. Resta schiacciato dal suo stesso camion durante una consegna. Tragedia sul lavoro solo sfiorata a Boara Pisani, nello stabilimento di Serenissima Ristorazione in via dell'Artigianato, dove un autotrasportatore di 27 anni è rimasto ferito durante le operazioni di scarico. Il giovane, residente a Lendinare, dipendente della ditta Cusinato Trasporti, aveva appena parcheggiato il mezzo nel piazzale quando, per cause in corso di accertamento, il camion si è mosso improvvisamente. Probabilmente il freno a mano non era stato inserito correttamente. L'autista, che si trovava accanto alla cabina, è rimasto incastrato tra la portiera e la carrozzeria, riportando una frattura al bacino. Nonostante il dolore, è riuscito a liberarsi e a dare l'allarme. I colleghi hanno chiamato il 118 e sul posto sono intervenuti sanitari e vigili del fuoco. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale di Rovigo, non è fortunatamente in pericolo di vita. L'incidente ha causato anche la rottura di una conduttura del gas che, se non presa in tempo dai vigili del fuoco, avrebbe potuto causare una doppia tragedia. I pompieri hanno quindi messo in sicurezza l'area, evitando conseguenze ben più gravi. Sull'accaduto indagano i carabinieri e lo Spisal. Ancora Marta Zatta, ma stavolta in diretta e a Ponte San Nicolò, sempre nel Padovano. Cambiamo argomento per parlare di una polemica per l'imbrattamento di un murale dedicato a Giacomo Matteotti. E allora subito in diretta, Marta Zatta, buongiorno.
Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo appunto a Ponte San Nicolò, lungo la via Piovese, alle nostre spalle il murales che è stato imbrattato da parte al momento di ignoti. Sul caso ovviamente indagano i carabinieri per risalire all'identità di chi ha compiuto questo gesto. Lo vedete, lo sta riprendendo in questo momento, la scritta antifascista è stata cancellata. Sul posto non sono presenti delle telecamere, ma in teoria quelle di fronte che fanno parte appunto del distributore dovrebbero aver ripreso qualcosa sul fatto. Comunque stanno indagando i carabinieri. Io sono in compagnia del sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni. Sindaco, innanzitutto benvenuto. Un fatto che sicuramente non descrive il pensiero di Ponte San Nicolò. Grazie mille, buongiorno a tutti. No, assolutamente, anzi il murale che è stato inaugurato lo scorso luglio, realizzato in collaborazione con ANPI, rappresenta proprio l'idea di Ponte San Nicolò come comune che è antifascista e lo dice con orgoglio. Questo fatto increscioso va assolutamente condannato. Confido che le forze dell'ordine sappiano individuare i responsabili e soprattutto confido che non si tratti di un atto politico ma di una bravata ignorante, perché sarebbe ben grave che rappresentasse un atto politico di presa di posizione in un territorio come il nostro, che da sempre si è caratterizzato per la difesa dei diritti, della storia, della democrazia e della libertà. Ecco, parlando anche prima, diceva che stava già pensando insomma a come ripulirlo e a riportarlo alla sua forma originale. Certo, assolutamente, con ANPI lavoreremo per riportarlo alla forma originale e magari proprio evidenziando ancora di più questa parola che ha un significato intrinseco fondamentale e che rappresenta la figura di Matteotti proprio in maniera emblematica. Ecco, qui con me anche Floriana Rizzetto, che è presidente provinciale dell'ANPI, insomma un gesto che colpisce la memoria collettiva, possiamo dire così? Beh, di sicuro colpisce non solo la memoria collettiva, ma colpisce effettivamente quello che è la struttura del nostro paese, che nasce con la Costituzione approvata dalla Corte Costituzionale e in vigore dal 1 gennaio del 48, di cui celebreremo tra 2 anni e mezzo appunto l'80ennale. Il prossimo anno sarà l'80ennale della Repubblica, poi ogni anno abbiamo un 80esimo in questi giorni. Ecco, non disconoscere queste cose qui vuol dire non identificarsi con quello che è invece la struttura fondamentale e importante del nostro paese. E mi spiace molto anche perché in generale, ma anche perché la sezione di Ponte San Nicolò è una sezione molto attiva che organizza tantissime cose. Io sono spesso presente qui e è bello questo murale appunto che ricorda l'antifascismo fondamentale di Matteotti, perché Matteotti è stato ucciso dal fascismo in quanto si è dichiarato pubblicamente e sempre antifascista. Il problema è che in questo momento questi movimenti qui, anche probabilmente giovanili, di ragazzi che non sanno neanche magari cosa fanno, ecco, sembrano sdoganati, perché dall'aggressione al CGIL qualche anno fa a altre cose vediamo che si sentono più liberi di agire e effettivamente non c'è. Basta vedere che Casa Pound occupa un palazzo abusivamente da non so quanti anni a Roma, poi vabbè si agisce contro i centri sociali. Io non è che sia assolutamente i centri sociali devono rispettare la legge, però sinceramente ci sono tante cose che nel nostro paese in questo momento la gente si sente libera di fare e questo è molto grave. Ecco, io ringrazio i miei 2 ospiti per essere stati con noi e per il momento da Ponte San Nicolò è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Marta Zatta. A proposito di imbrattamenti di tipo politico, ringrazio le forze dell'ordine per aver identificato il 26enne appartenente all'area politica della sinistra antagonista che nella notte di Natale a Verona aveva profanato chiese e monumenti imbrattandoli. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato con chiarezza l'odiosa volgarità dell'atteggiamento e dei gesti con cui sono stati compiuti gli atti di vandalismo in città a Verona, suscitando una indignazione ancora più profonda. Il sottosegretario fa riferimento al blitz che ha consentito alla polizia di individuare il 26enne che in 3 giorni aveva compiuto una trentina, pensate, di imbrattamenti in città a Verona, anche deturpando uno dei simboli della città, i leoni della Basilica di San Zeno.
Si avvicina ai leoni della Basilica di San Zeno e agisce velocemente. Ancor più sfacciato quando imbratta decine di vetrine dei negozi o quando in pieno giorno e di fronte ai passanti colpisce la stella di Natale in Piazza Bra. Una trentina di raid in appena 3 giorni, dal 23 al 26 dicembre, per il vandalo di Natale incastrato dalle telecamere di sorveglianza che lo hanno immortalato, consentendo alla polizia di denunciarlo. 26 anni, nato a Brescia ma cresciuto e residente in città, con precedenti per resistenza pubblica ufficiale e danneggiamento, vicino agli ambienti dell'area antagonista. E infatti, oltre alla A di anarchia, siglava il suo passaggio anche con messaggi di sostegno alla causa palestinese. Vernice blu e verde per deturpare, tra gli altri, anche le mura del ponte di Castelvecchio, la statua di Santa Maddalena di Canossa nei giardini di Piazza Pozza, quella di Aleardo Aleardi in piazzetta Santissimi Apostoli e del Bersaglieri in Piazza Corrubbio. A indegnare di più, su tutti, il bersaglio di uno dei simboli del capoluogo scaligero, i leoni della Basilica di San Zeno, e poi le tantissime attività commerciali. Conscio o meno di essere ripreso dalle telecamere, ha continuato ad agire senza problemi fino a quando la polizia lo ha bloccato in stazione con ancora addosso gli abiti macchiati di vernice. La denuncia nei suoi confronti prevede la pena della reclusione da 1 a 6 mesi e la multa da 300 a 1.000 euro. In caso di condanna, inoltre, il giudice potrebbe disporre nei suoi confronti l'obbligo di ripulire o di sostenere le spese di ripristino dei luoghi colpiti. Altri tipi di vandalismo, qui non c'entra la politica ma lo sdegno è uguale. Parliamo dei vandali che hanno rovinato, in alcuni casi distrutto, le casette di Natale fatte dai bambini dell'asilo a Pezzan di Carbonera. Riesci? Se no ti aiuto io? Questo bimbo, accompagnato dalla mamma, è andato a prendersi la casetta che con tanto amore aveva realizzato per il villaggio di Natale. Dopo l'atto vandalico, alcuni piccoli della scuola materna di Pezzan di Carbonera hanno deciso di portarsi a casa il lavoro fatto. Siamo rimasti male e infatti siamo venuti a prenderci la casetta. Solo alcune ore prima alcuni vandali hanno pensato bene di danneggiare delle casette, altre spostarle nel piazzale, rovinando quello che i bambini avevano realizzato. Un atto assolutamente ingiustificato e vergognoso, spiega il sindaco Federico Ortolan, amareggiati anche i genitori dei bambini. Un genitore ieri mattina sul gruppo Facebook di Pezzan Se ha postato le foto di casette danneggiate, addirittura una casetta sotto la panchina dietro di voi, e praticamente sono state aggiustate almeno peggio. Quelle più danneggiate sono state riportate purtroppo a casa. Difficile, ci dice questo papà, spiegare ai bambini quello che è accaduto. Sinceramente non ho trovato le parole per spiegare a mio figlio cos'è successo, perché questi sono atti che non trovano spiegazioni. Ecco, tu sei venuto qua stamattina con tuo figlio, per quale motivo? Perché praticamente sul gruppo delle mamme si è sparsa la voce che le casette erano rotte e sono venuto a controllare con mio figlio. Effettivamente qualcuna era rotta e mio figlio mi ha chiesto: papà, non lasciamola più qua, portiamola a casa. Nella zona ci sono le telecamere di videosorveglianza, non è escluso che vengano presi provvedimenti e magari identificati i vandali. Proverò a sentire nei prossimi giorni anche qualcuno dell'asilo e poi qualche altro genitore se vuole sporgere denuncia. Restiamo nella Marca trevigiana ma torniamo a Treviso. Sarà un capodanno sotto zero, sono già temperature sotto zero in queste nottate e c'è il rischio davvero di tragedie per quanto riguarda la sorte dei senza tetto con queste temperature. L'appello delle associazioni è rivolto a tutti, anche alle parrocchie, perché aprano le loro canoniche. Nel frattempo, ad esempio, in uno dei luoghi simboli del degrado, il Parc dal Negro, resta la situazione come l'abbiamo raccontata. Freddissimo per loro, difficile, non è facile abitare qua. Sono una sessantina di età compresa tra i 20 e i 40 anni, i senza tetto che stanno cercando di sopravvivere alle temperature di questi giorni. Si rifugiano nel parcheggio dal Negro o nel Parc della Piani, 60 solo nel comune di Treviso. Giacigli di fortuna, cappucci, giacche e qualche piumino, ma il gelo di questi giorni sta mettendo a dura prova la loro salute. Alcuni sono già malati e con il freddo rischiano la vita. Guarda che adesso loro come vivi qua, vedi che entravi aria, difficile, non si può stare caldo, sempre freddo. Amsa, sì. Come fai a lavorare se non hai un posto dove hai un'ospitalità? Stai lavorando in nero? Sì,
È molto difficile. Non sei in regola allora? No, sempre no, dipende, qualcuno un mese loro fanno il contratto, qualcuno un mese no. Hamza è in Italia da 7 anni, lavora, ci racconta. Qui pensava di poter avere una vita migliore, ma la realtà è stata diversa, così come per questo giovane di 25 anni. Rimani sempre qui? Sì. Però tira aria, fa freddo. Sì, freddo, adesso cosa fai? Adesso no campo, no casa ce l'hai, non lo so. Io dormire, Val, Non parlano italiano, ci racconta che è caduto da una panchina dove dormiva. Ora sta qui, in questo parcheggio. Sono almeno una quarantina che trovano riparo. Ogni giorno le volontarie passano, portano farmaci, aiuti, coperte. Il grido d'allarme arriva dalle associazioni. Abbiamo chiesto e stiamo chiedendo aiuto anche oggi a tutte le parrocchie di Treviso, perché ci sono, a mio avviso, tante canoniche che non sono in funzione, che sono vuote, per poter sistemare almeno un po' di persone in questo periodo. Poi io credo, visto che le scuole sono chiuse, potrebbero aprire in emergenza anche delle scuole. Per il momento però in pochi hanno risposto: canoniche chiuse, il posto non c'è ed il freddo avanza. Ci sono persone che sono già ammalate, che si trovano in situazioni appunto sanitarie difficili, che quindi hanno bisogno sia del posto caldo, ma anche, che magari se ne parla meno, un bagno, una doccia, e quindi io credo che adesso insomma abbiamo capito che non ci sono così tanti posti, e quindi stiamo alla ricerca di spazi perché queste persone possano, anche nell'emergenza di qualche giorno, avere un posto caldo dove stare. Le associazioni hanno fatto rete, ma serve di più. Mancano le istituzioni, ci dicono. Serve che qualcuno risponda prima di trovarsi di fronte ad una tragedia. Intanto è partita una raccolta fondi straordinaria per acquistare generi di prima necessità, coperte e materassi. E intanto il freddo e il previsto ghiaccio, ma anche la nebbia costringono i comuni a correre ai ripari. Sull'asfalto antistante il municipio di Zenson di Piave i grani di sale sparsi la sera prima sono ancora evidenti. Il sindaco ha attivato per tempo il piano antineve perché il suo motto è prevenire prima di curare, quindi il piano entra in funzione anche in caso di ghiacciate come quella appena passata. Ieri sera abbiamo attivato il piano neve ghiaccio, che sostanzialmente è un piano operativo che abbiamo creato un po' di anni fa, che entra in funzione quando ci sono previsioni meteorologiche di un certo tipo, quindi a seguito di nevicate, ma anche in previsione di ghiacciate come quella ad esempio di ieri sera. Un piano che costa ma che mette in sicurezza i cittadini. Purtroppo questi tipi di interventi costano, gravano sulle casse del comune, e infatti per noi è sempre una decisione difficile che deve stare in equilibrio tra la sicurezza dei cittadini, che ovviamente viene per prima. Un sistema di pronto intervento attivato con una ditta terza è pronto ad essere operativo al momento del bisogno insieme ai volontari della Protezione Civile Comunale. Il piano prevede una procedura operativa che detta gli interventi con delle priorità, quindi partendo dalle vie principali fino alle vie periferiche, con lo spargimento di sale al fine di preventivare eventuali tratti ghiacciati o all'ombra, insomma, che diventino pericolosi per i cittadini stessi. Le previsioni sono al momento piuttosto buone, con un peggioramento però verso l'Epifania. È probabile che il giorno dell'Epifania ci sia una lieve nevicata, una debole nevicata mista a pioggia, che poi potrebbe diventare ghiaccio con l'abbassamento delle temperature previsto per la notte. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta con Focus TG. Di nuovo in diretta con Focus TG, ripartiamo da Torri di Quartesolo. Questa mattina l'ultimo saluto a Francesco Visintin, il 19enne rimasto vittima dell'incidente stradale 10 giorni fa a Perarolo di Arcugnano, comunità di Torri di Quartesolo che si è stretta attorno alla famiglia in una chiesa parrocchiale gremita. Per noi sul posto c'era Luisa Bertini.
Una chiesa gremita, quella di Torre di Quartesolo, per l'ultimo saluto a Francesco Visintin, che si è appena concluso dopo l'autopsia e dopo il nulla osta avvenuto nei giorni scorsi da parte della Procura. Oggi la celebrazione del funerale del ragazzo di 19 anni, studente di Marola, deceduto dopo il violento schianto in auto avvenuto sabato 20 dicembre a Perarolo di Arcugnano, quando era in macchina insieme ad altri suoi amici rimasti feriti. Una tragedia che ha profondamente scosso non solo la comunità di Torri di Quartesolo, ma anche quella di Grumolo delle Abadesse frequentata dalla vittima. Dolore, incredulità tra amici, compagni di scuola, familiari, anche gli amici del campo scuola che oggi hanno voluto ricordare Francesco. Lo hanno ricordato come un ragazzo impegnato nel sociale, altruista, sempre impegnato nei confronti del prossimo, che voleva diventare medico, e hanno ricordato anche le sue passioni come la montagna e il lane, e il suo ultimo gesto di altruismo, il dono degli organi. Tanti i ricordi commossi ovviamente dei familiari così come degli amici per una tragedia che ha coinvolto tutta la comunità. Da Torre di Quartesolo ad Osson di Casieri, di nuovo dalla Marca Trevigiano, un altro addio ieri invece ad Alberto Zappolla, è l'operatore del SUEM 118, morto a 58 anni per un malore mentre stava per entrare in servizio una settimana fa. L'omaggio dei colleghi del soccorso con le sirene delle ambulanze. Le sirene spiegate hanno rotto il silenzio davanti alla chiesa parrocchiale di Osson di Casieri per l'ultimo saluto ad Alberto Zappolla, storico operatore del SUEM 118, scomparso improvvisamente all'età di 58 anni. Un omaggio carico di significato voluto dai colleghi della Croce Rossa, della Croce Verde, della Croce Azzurra e di Castelmonte, che hanno accompagnato con il suono delle ambulanze il feretro di un uomo che aveva dedicato la vita al soccorso degli altri. Zappolla, residente a Casieri, è stato colto da un malore improvviso martedì scorso, poco prima dell'inizio del turno di lavoro. Si trovava nei locali della struttura quando si è accasciato a terra. A dare l'allarme alcuni colleghi che lo hanno trovato privo di sensi. Infermiere per anni sugli equipaggi delle ambulanze del SUEM 118, Alberto aveva ricoperto anche il ruolo di centralinista e più recentemente quello di addetto alla centrale operativa trasporti. Un percorso professionale lungo e apprezzato, costruito con discrezione, competenza e senso del dovere, qualità ricordate durante le esequie. La tua presenza, discreta ma profonda, ha lasciato un segno sincero in tutti noi. Sei stata una persona gentile e responsabile, sempre attenta agli altri e capace di amare con semplicità e costanza. Prima dell'entrata in chiesa, la dottoressa Maria Luisa Ferramosca, primario del SUEM 118, ha consegnato la giacca di lavoro di Alberto da deporre sul feretro, simbolo di un legame profondo con il servizio e con i colleghi. Accanto alla bara la moglie Teresa non si è mai allontanata, restando in silenzio con una mano appoggiata sul feretro. A ricordare Alberto con parole semplici e intense è stato poi il fratello Francesco. Ora, come ogni giorno, il suono lontano e crescente di una sirena in emergenza non sarà più lo stesso. Ovunque capiti, ovunque siamo, ma il suono di un'anima che di quel soccorso portava la sua vita per la vita. Zappolla aveva affrontato 2 anni fa anche il dolore per la perdita della madre Bianca, figura molto conosciuta a Treviso per aver gestito per anni un chiosco di panini e snack, prima davanti alla stazione ferroviaria e poi nella zona dell'incrocio delle Stiore vicino all'ipermercato Panorama. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto profondo non solo tra i familiari ma anche nel mondo del soccorso trevigiano, che ha voluto salutarlo come si fa con chi ha condiviso turni, emergenze e responsabilità.
Cambiamo argomento. Allora, ultimo giorno dell'anno, si pensa al Capodanno, alla festa di questa sera, al cenone, ai fuochi d'artificio, ma anche agli animali. È vero, ci sono diversi comuni, numerosi comuni ormai in tutto il Veneto, nei quali si preferisce evitare i botti di Capodanno per dei fuochi d'artificio silenziosi, ma ovviamente i botti ci sono e restano, e allora le associazioni che si prendono cura degli animali come EMPA lanciano un appello proprio per rispettare anche gli animali. Da Bassano del Grappa, Mirko Cavallin, buongiorno. Buongiorno Nicola, bentrovati. Sono con alcune volontarie dell'EMPA di Bassano, con Alessandro Costacurta alla parte tecnica. Il panorama della tranquillità che adesso c'è qui, insomma, cambierà fra 11 ore circa, quando scoppieranno i botti, e arrivando qui guardate cosa abbiamo trovato. Un botto esploso, probabilmente qualche prova di queste sere in una zona che è qui poco densamente abitata. C'è un teatro, una chiesa qui vicino, zona della Santissima Trinità. Chiara Barone, che è vicepresidente dell'EMPA, ha una storia da raccontare rispetto a quanto è accaduto un anno fa con animali che hanno subito loro malgrado queste esplosioni. Allora, buongiorno a tutti. Intanto partiamo dal principio che noi teniamo un telefono dell'Associazione per le Emergenze, che è l'ultimo dell'anno, come ogni anno è attivo fino a 1 di notte. L'anno scorso dalle 11:30 fino a 00:30 abbiamo ricevuto una ventina, 25 chiamate di emergenza, tutti per cani vaganti, spaventati, scappati dalle abitazioni a causa dei botti. 2 di questi ci hanno rimesso la vita, uno per infarto, un altro è stato investito. Tutti gli altri fortunatamente sono stati ritrovati dopo le corse disperate di ore e ore e giorni. Quindi questo è l'effetto principale, si spaventano e scappano. Quindi cosa possiamo dare come consiglio ai proprietari degli animali in vista delle prossime ore? Ma allora, il consiglio è sempre quello che chi ha cani, se deve fare una passeggiata, ci vada non nelle ore dei festeggiamenti, magari verso le 7, verso le 8 già tornare, perché si comincia. Tenere gli animali in sicurezza, invece di tenerli in giardino, magari tenerli in casa fino alla mattina successiva e magari possibilmente stare con loro, quindi dare tranquillità, perché comunque la presenza nostra per loro è tranquillità. Qui a Bassano il sindaco ha dichiarato nei giorni scorsi che non emetterà un'ordinanza contro i botti, perché dice, come dicono altri sindaci, che già ci sono i regolamenti comunali che vietano appunto le esplosioni. Però purtroppo, Chiara, non è possibile controllare tutti. Certo, non è possibile controllare tutti, e una risposta del genere serve a quello che serve. A Padova, ad esempio, hanno emesso un'ordinanza e hanno sostituito il classico spettacolo pirotecnico in Prato della Valle con uno spettacolo con i droni. Adesso questo ovviamente è una cosa a livello comunale che è diverso da quello che farà il privato, ma se si aumentasse il controllo sui singoli comuni sarebbe diversa la situazione. Come festeggerete stasera il passaggio al nuovo anno? A casa, con gli amici, colleghi volontari e con i nostri animali. E col telefono acceso? Sempre, fino all'1 di notte sì. Grazie allora, buon anno ai volontari dell'EMPA. Da Bassano è tutto, fin d'ora buon anno anche a tutti voi. A te Nicola. Grazie a Mirko Cavallin e ai tuoi ospiti. E parlando di Capodanno, tutti gli occhi sono puntati come sempre, come ogni anno, sulla piazza principale, cioè quella di Venezia, perché c'è la festa, ma c'è anche la task force della sicurezza, che in questi tempi difficili è sempre molto forte, e poi c'è anche la polemica che resta di queste settimane, il concerto di Capodanno alla Fenice, insomma tanti temi per Venezia. Anna Maria Parisi con Simone Merlo in piazza San Marco, buongiorno. Sì, buongiorno a te Nicola e ai nostri telespettatori e telespettatrici. Come anticipavi tu, Venezia saluta il 2025 tra attese e speranze, con una certezza, quella del previsto arrivo non soltanto naturalmente qui in piazza San Marco, questa bellissima piazza San Marco, ma anche lungo le isole, con l'attesa, dicevo, tra le 50 e le 60.000 persone.
presenze, quindi come dicevi tu misure di sicurezza massime con il tradizionale naturalmente è previsto sopralluogo che l'avranno anticipato poco fa delle forze dell'ordine, con la macchina della sicurezza che vedrà impegnati agenti della polizia locale, carabinieri, polizia della questura e volontari fino alle 5 del mattino dell'1 gennaio, e quindi controlli e sicurezza rafforzati con divieti anche per garantire ordine e sicurezza, e riflettori puntati anche sul concerto di Capodanno della Fenice, che certamente andrà in scena tra applausi e le anticipate polemiche legate naturalmente, come noto, al caso Venezia, che continua a tenere banco nel mondo della cultura. Con noi ci sarebbe dovuto essere un ospite, ovvero Setrak Takazian, presidente dell'associazione San Marco, per un bilancio di questo 2025 e l'attesa per il 2026. Non è potuto essere con noi, ma ci ha anticipato che dal punto di vista dei commercianti dell'associazione San Marco non è stato un 2025 di qualità per quanto riguarda la presenza dei turisti, e in tal senso l'aspettativa per il 2026 anche in previsione dell'avvio della Biennale. Quindi che cosa dire, Nicola? Anche a te auguro una buona fine, e con la parte tecnica di Simone Merlo ti restituisco la linea da questa bellissima città, da Piazza San Marco a Venezia. Grazie Anna Maria Parisi, grazie a Simone Merlo. E sempre per quanto riguarda Capodanno, un'altra piazza molto attesa è quella di Padova, dove sarà una festa diversa, perché non ci saranno più i fuochi d'artificio, ma uno spettacolo realizzato, pensate, da 1000 droni. Ho appena firmato per conto del sindaco, d'intesa anche con l'assessore Ragona e il resto della giunta comunale, l'ordinanza antibotti. È la prima volta che il comune di Padova si dota di un dispositivo di questo tipo nei giorni caldi attorno a Capodanno, anzi fino al weekend che segue l'Epifania, anche se dobbiamo ricordare sono già presenti delle disposizioni nel regolamento di polizia urbana e anche nell'ordinanza antismog che comunque prevedono un contenimento e dei limiti per quanto riguarda l'esplosione di petardi, di fuochi d'artificio. Sarà un Capodanno senza botti, almeno nelle intenzioni del Comune di Padova. Firmata infatti l'ordinanza che ne vieta l'utilizzo nelle aree pubbliche del Comune. Una scelta fatta anche per tutelare gli animali, oltre che per contenere le emissioni di polveri sottili nell'atmosfera. Non solo questo però, perché si è tenuto anche il tavolo tecnico in questura per l'organizzazione della festa di Capodanno in Prato della Valle. Abbiamo una capienza di 22.000 persone in Prato della Valle che potranno godersi la serata con l'intrattenimento musicale e poi in particolar modo con questa grande novità che è lo spettacolo con 1000 droni nel cielo. Ecco, mi raccomando, bisogna arrivare per tempo perché lo spettacolo inizia prima di mezzanotte, cioè alle 23:45, perché è una storia raccontata attraverso queste figure tridimensionali che saranno visibili da tutto il Prato della Valle della nostra città, che va a culminare con la mezzanotte con un countdown e quindi l'ingresso nel 2026. Per garantire la sicurezza della piazza, ai 4 varchi di via Cavazzana, via Belludi, corso Umberto e corso Vittorio Emanuele saranno presenti anche dei metal detector utilizzati anche per rilevare le bombolette di spray al peperoncino. C'è anche del personale che ha a disposizione questi strumenti per poter, di fronte a eventuali casi sospetti, andare a individuare anche questo tipo di strumenti molto purtroppo fastidiosi come gli spray peperoncino. Ovviamente ci auguriamo che non ci sia l'eventualità di dover intervenire su casi di questo tipo, però siamo preparati a tutto. L'invito è quello di arrivare in piazza per tempo per evitare le code ai varchi. È vietata l'introduzione di bottiglie di vetro e oggetti contundenti, oltre che petardi, fuochi d'artificio, ovviamente per garantire le condizioni di sicurezza della piazza, ma lì in piazza sarà possibile anche acquistare il necessario per fare un brindisi con i propri amici. E a proposito di botti, nelle ultime ore la Guardia di Finanza proprio a Padova ha effettuato un maxi sequestro di botti pericolosi.
Un deposito pericoloso, senza cautele e vie di fuga, è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza nella zona industriale di Padova. I finanzieri hanno sequestrato d'urgenza oltre 45.000 fuochi d'artificio, custoditi in un magazzino di un grossista di articoli per la casa. Il titolare è stato per questo denunciato alla procura per commercio abusivo di materie esplodenti e per omissione colposa delle misure di sicurezza sul lavoro. L'operazione è scattata dopo il monitoraggio delle attività economiche legate alla vendita di articoli pirotecnici. A insospettire gli investigatori un'anomala movimentazione di colli privi di indicazioni sul contenuto. Con l'intervento dei vigili del fuoco è stato accertato che i botti erano stoccati insieme a un materiale altamente infiammabile in un'area non autorizzata e proprio lungo la via di fuga. Il materiale è stato affidato a un operatore specializzato per lo smaltimento. Allora, al di là dei botti ovviamente illegali, ci sono poi i petardi, i botti diciamo normali, e allora bisogna stare attenti anche con le girandole, insomma ci sono una serie di accorgimenti importanti da osservare per evitare che una festa poi diventi un dramma. I consigli proprio per queste prossime ore, per la festa di Capodanno, vengono dai Vigili del Fuoco. Petardi, fontanelle luminose, botti di Capodanno, un elemento immancabile dei veglioni di San Silvestro. Massima attenzione viene richiesta quando vengono accesi in casa e l'acquisto dei prodotti deve essere sicuro. I botti anch'essi quando vengono acquistati non devono essere acquistati in luoghi, in negozi non autorizzati alla vendita degli stessi, cioè a volte vengono comprati su bancarelle, che per carità può anche essere fatto. Anche lì dobbiamo verificare che siano botti con una corretta marcatura CE, quindi idonei ad un utilizzo domestico. A proposito dell'uso domestico, l'appello dei Vigili del Fuoco è quello di accendere petardi e botti sempre all'aperto. Tanti accorgimenti sono legati a come vengono utilizzati i botti, ovvero devono usualmente essere utilizzati all'aperto, devono essere utilizzati senza che vengano puntati su altre abitazioni oppure su autovetture, men che meno ovviamente su persone o animali, ma l'altra attenzione è che non devono, qualora vengano buttati all'aperto come viene normalmente fatto, non vengano buttati dove ci sono per esempio delle case con delle tende tirate, dei panni stesi. Massima cautela anche quando devono essere recuperati i botti inesplosi. E altra cosa importante, e questo lo dico prevalentemente per i bambini e i ragazzi, non raccogliere fuochi e botti inesplosi, perché potrebbero a loro volta invece attivarsi nel momento della raccolta, e se si vogliono raccogliere per eliminarli, smaltirli, è bene magari prima bagnarli in maniera che perdano, qualora questi non siano già stati precedentemente attivati, perdano la loro capacità di attivarsi. Seguite, mi raccomando, questi consigli. C'è chi poi passerà il Capodanno invece in carcere. Allora, dopo la pubblicità ripartiremo da una situazione tra le più critiche in Veneto, quella del carcere di Treviso, con dei dati che sono sempre più allarmanti. Quindi pubblicità e poi i dati del carcere di Treviso. Abbiamo una capienza di 134 unità a fronte di una presenza effettiva che si attesta intorno alle 230 persone, quindi con una percentuale di sovraffollamento molto alta. È una fotografia puntuale e aggiornata quella che il direttore Alberto Quagliotto nella massima trasparenza scatta al carcere di Santabona, dove il sovraffollamento resta la criticità più evidente. Da questo punto di vista sia il Dipartimento centrale a Roma sia il Provveditorato regionale di Padova cercano di darci una mano, nel senso di ridistribuire con opportuni provvedimenti di sfollamento queste presenze. Altrove, in alcune carceri del nord-est, va pure peggio, ma la strada sembra tracciata. Con la scelta di costruire altri istituti o di ampliare quelli che sono già esistenti. E questo è inevitabile, perché comunque c'è un dato anche percentualistico: a fronte di una popolazione X i posti detentivi devono essere Y. Noi soffriamo
di un ritardo storico nella costruzione di nuovi istituti, a cui sta dando una risposta ultimamente il governo con un nuovo piano carceri. So che adesso è partita l'impresa di San Vito al Tagliamento, un carcere che conterrà credo sulle 600 persone, nuovo, moderno, e quindi questa è una risposta sul territorio alle esigenze penitenziarie. E c'è un'altra partita, quella collegata al carcere minorile. L'8 gennaio, la data è confermata, apre il nuovo istituto di Rovigo. Qui nel corso del 2026 saranno trasferiti anche i detenuti ora a Treviso, ma sarà un passaggio graduale. Più in generale, nonostante tutto, dice Quagliotto, l'istituto trevigiano continua ad assolvere al suo ruolo rieducativo, in aumento i regimi di semilibertà e le iniziative di formazione. Parlo di vita e non di reati, perché le persone che entrano in carcere non sono il loro reato, sono delle persone che hanno avuto dei percorsi di vita per la maggior parte difficili. Il reato non è sempre stata una scelta, il reato è stato il prodotto di difficoltà umane, di difficoltà familiari, di difficoltà sociali, e su questo noi dobbiamo andare a operare. Siamo tornati in diretta dalla carcere di Treviso alle carceri in Venezuela. In Venezuela è ancora, dopo più di un anno, Alberto Trentini. Continua la mobilitazione per lui, e la mamma Armanda ha scritto anche a Papa Leone. Armanda Caruso, mamma di Alberto Trentini, ha scritto anche a Papa Leone XIV per chiedere e invocare l'aiuto del Santo Padre affinché il figlio, cooperante veneziano originario del Giro di Venezia, possa tornare a casa al più presto. La lettera sarà letta nella grande manifestazione che Articolo 21 ha promosso con il coordinatore nazionale Giuseppe Giulietti il 1 gennaio, primo giorno del 2026, nella piazza principale di Assisi, ma la richiesta di libertà per Alberto risuonerà forte anche l'ultimo giorno del 2025, attraverso le parole pronunciate da Don Luigi Ciotti a Catania in occasione della 58esima Marcia per la Pace dei Vescovi Italiani, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana con le associazioni dalla città santa di Assisi. Per Alberto saranno in piazza in tantissimi. Grazie al Comune di Assisi e grazie a tutte le associazioni civili e religiose che hanno già detto sì, e saranno in piazza il 1 gennaio dalle ore 12 per chiedere la liberazione di Alberto Trentini. Giulietti è già giunto ad Assisi per organizzare la mobilitazione. E leggeremo anche la lettera che la mamma ci ha mandato, molto bella, toccante, e la lettera che la mamma ha mandato a Papa Leone, invocando anche il suo aiuto. Il 1 gennaio saranno 412 giorni che Alberto Trentini è chiuso in un carcere a Caracas, senza nessuna accusa, senza poter parlare con la sua famiglia se non alcune brevi telefonate. Non sappiamo nient'altro, vorremmo che tutta Italia facesse qualcosa per Alberto. La lettera, dunque, l'appello a Papa Leone XIV, che fin dall'inizio del suo pontificato, fin dal primo discorso come pontefice, ha parlato di pace, è tornato a parlare di pace in questi giorni, definendola la necessità di una pace disarmata e disarmante. Questo è il messaggio di Papa Leone XIV, da cui traggono spunto una serie di iniziative per la giornata mondiale per la pace, che a Belluno quest'anno si svolgeranno il 9, il 10 e il 14 gennaio. Ce ne parla Tiziana Bolognani. Ve l'abbiamo annunciato ieri sera nel nostro telegiornale a proposito delle iniziative della diocesi per la giornata mondiale della pace. Ogni anno si svolgeva la marcia per la pace, quest'anno invece, seguendo anche il suggerimento di Papa Leone contenuto nel suo messaggio per il 1 gennaio, giornata mondiale per la pace, la diocesi di Belluno Feltre, assieme ad una serie di uffici e di associazioni, ha organizzato subito dopo l'Epifania 3 giornate di iniziative che certamente sono innovative, che coinvolgeranno tutto il territorio. Marco Cervati alla mia destra e Monsignor Renato Marangoni, vescovo di Belluno Feltre, alla mia sinistra.
Eccellenza, questa giornata mondiale per la pace è un momento di riflessione. Guardandoci attorno c'è bisogno di pace, c'è bisogno di riflettere. Sì, è la 49esima giornata mondiale per la pace che ha indetto Paolo VI, e questa giornata è diventata davvero mondiale, anche senza determinazioni, confini di religione, riguarda proprio tutti, è una chiamata universale, ecco, diciamo così, e mi pare che la si sente anche tale. Leone XIV quest'anno ci chiama anche tutti, ci convoca chi ha fede, chi non ha fede, dice la pace riguarda davvero tutti, ed è il contesto che purtroppo viviamo che ha fatto risvegliare questo grande desiderio, attesa, richiesta e direi anche un cantiere aperto a capire cos'è la pace. Mi pare che Leone XIV, sottolineando con quel duplice termine disarmata e disarmante, ha toccato anche un problema molto concreto che in questi ultimi anni è diventato forse un aspetto da considerare per davvero, che cioè disarmata vuol dire che le armi sono una questione. Sono una questione perché chi accumula armi cosa ne fa? Ecco, questa è una provocazione forte di Papa Leone e penso che bisogna partire proprio da questo contesto e da questa problematica. Ci sono scelte che sono chiamati a fare davvero tutti. Lui dice che ognuno dobbiamo scegliere la pace è possibile, la pace è di ogni giorno, superare la logica contrappositiva, la chiama lui, ma riguarda tutti, le istituzioni, gli stati, il contesto internazionale che non comprendiamo più che cosa stia succedendo. E allora ricordiamoli, Marco, quali sono gli appuntamenti? 9 sicuramente e 10. Sì, 9 gennaio si parte con le scuole, quindi la mattina sarà dedicata tutta la mattina all'educazione civica sul tema della pace, quindi tutti saranno impegnati per questo. Poi l'azione si svolge invece nelle parrocchie alle 20:30, in cui tutte le parrocchie sono invitate a pregare per la pace, e non solo, ma chi non potrà essere presente in chiesa potrà comunque usufruire di una preghiera che è scaricabile dal sito, e anche in famiglia, semplicemente all'interno di ogni famiglia. Poi continua invece il 10 gennaio alle ore 17 a Cavarzano con un incontro interreligioso presso il Salone di Cavarzano, e alle 18 invece inizierà questo cammino della pace che si partirà da Cavarzano e arriverà al Don Bosco, e durante questo cammino riceveremo la luce di Betlemme, in cui saranno coinvolte tante associazioni, autorità, gli scout stessi, e poi si finirà con un momento conviviale al Don Bosco alle 19. E poi c'è un'altra data. E poi c'è un'altra data, il 14 gennaio alle 18 al centro Giovanni XXIII ci sarà una conferenza di Don Capovilla, che è responsabile o comunque molto impegnato nell'ambiente sociale per la difesa dei diritti umani, soprattutto in Medio Oriente in questo periodo. Ecco, noi conosciamo perché ci siamo occupati della vicenda che ha anche coinvolto Don Nandino Capovilla. L'augurio per concludere per questo 2026 che apparentemente non ci sta riservando nulla di buono, la speranza però c'è sempre. Certo, proprio questo della speranza, che era anche il grande messaggio, diventare pellegrini di speranza del giubileo che stiamo concludendo. Io direi che l'augurio è proprio quello di un augurio di un senso di partecipazione, perché è questione di tutti, quello della pace, e anche la pace è generatrice di umanità nuova, di rapporti nuovi, anche tra stati. Ed avere questa visione prospettica e di fiducia e di speranza ci permette anche di far fronte alle assurdità delle armi, di contrapposizioni, di visioni, di tira da una parte, tira dall'altra. Quindi buona pace. Il messaggio del vescovo di Belluno Feltre, ed è un altro messaggio quello che stasera potrete vedere tutti quanti voi, perché
questa sera alle 21 sulle reti Media Nord-Est, quindi anche su Rete Veneta ci sarà il messaggio di fine anno del presidente del Veneto Alberto Stefani, che guarda alle sfide del 2026 sociali ed economiche. Intanto in giunta si è approvato un nuovo progetto per la lotta alle nuove pericolosissime droghe. Abbiamo messo a disposizione oltre 200.000 euro per attivare una rete regionale di contrasto alle nuove sostanze psicoattive e quindi la necessità di garantire non solo prevenzione ma anche un forte contrasto allo spaccio e soprattutto all'utilizzo ovviamente di queste sostanze. Un mercato che non conosce crisi, sempre più insidioso perché subdolo, con l'incubo fentanyl che forse è uno degli aspetti più evidenti e discussi. L'ultimo provvedimento dell'anno è dedicato alla lotta alla droga, in particolare alle nuove frontiere dello spaccio e delle dipendenze. Alberto Stefani su questo fronte accelera con un progetto in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Saranno messi a disposizione delle aziende sanitarie locali e in particolare di quelle che si occupano in maniera specifica della lotta e del contrasto all'utilizzo delle sostanze stupefacenti. L'iniziativa rientra in quella priorità sociale che resta il vero pallino del nuovo governatore, che nell'ultimo giorno dell'anno è pronto a rivolgere un messaggio a tutti i veneti attraverso le emittenti del gruppo Media Nord-Est, a reti unificate su Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, sociale ma non solo. Le sfide per il nuovo anno sono tante. Vi aspetto questa sera alle ore 21 su Media Nord-Est per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un felice anno nuovo da vivere insieme. Ore 21 dunque, l'appuntamento con il messaggio di Alberto Stefani, del presidente della Regione del Veneto. Tempo di bilanci anche per il Comune di Venezia. Ieri il bilancio del 2025, l'ultimo da sindaco per Luigi Brugnaro, inevitabili tra gli altri i riferimenti all'inchiesta Palude. Mi mancano 11 anni di marchette, di contributi, perché Del Genio non si è tolto da Umana, dalla mia società, mi sono tolto dal comune e non mi so pagare neanche i contributi e adesso vado in pensione con meno soldi. Questa è la realtà. Io sarei quello che dovrebbe rubare. Cioè questa è un'infamia che mi porterò nella tomba a prescindere da come finirà, però continuo a credere nella magistratura. L'indagine della Procura di Venezia rimane una ferita aperta. Lo sfogo del sindaco Luigi Brugnaro arriva improvviso nel mezzo di un discorso di oltre mezz'ora tenuto prevalentemente a braccio durante la conferenza stampa di fine anno. Ma l'ombra dell'inchiesta Palude si allunga anche sul 2026. Tra gennaio e marzo sono già state fissate 3 udienze in tribunale che accompagneranno inevitabilmente la prossima campagna elettorale, perché quella al municipio di Mestre e per Brugnaro anche l'ultima conferenza stampa di fine anno da sindaco. Noi lasciamo una città sana, lasciamo un'organizzazione pulita, lasciamo dei dirigenti, dei dipendenti valorizzati, carichi, io li ringrazio tutti. L'intervento del sindaco, preceduto da quello di assessori e consiglieri delegati, ognuno su quanto fatto tra le materie di propria competenza, diventa presto anche un bilancio di 11 anni di amministrazione della città, un viaggio lungo 2 mandati elettorali che il Covid ha allungato oltre il decennio previsto. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Gli esponenti della Giunta Brugnaro sostengono che da quel 2 luglio del 2015 c'è stato un lavoro continuo che ha migliorato la situazione in ogni campo, dai conti pubblici ai servizi ai cittadini. Questo nonostante le continue proteste, dice il sindaco, di partiti di opposizione, comitati e associazioni varie. Ma può essere che una città va avanti così? Cioè, la città non va avanti questa gente qua, non andiamo da nessuna parte, ragazzi, andate a votare, mi adesso ho finito il mio mandato, adesso per 6 mesi, però vi imploro, vi prego, cioè non date di nuovo la città in mano, perché questi giapponi in 6 mesi adesso fare un lavoro in 12 anni. Guardate, distruggere ci metti un attimo, costruire ci metti 10 anni. Abbiamo una città che è a posto adesso. E su una delle ultime polemiche, la nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale della Fenice, Brugnaro lancia un'idea. Facciamo una tournée all'estero con l'orchestra e la Venezia che dirige. Paghiamo noi, trovo il sistema, Comazzi, gli faccio tirare fuori i soldi al governo, da qualche parte gli troviamo uno sponsor, qualcosa, andiamo a fare un concerto all'estero, in maniera tale che siamo in campo neutro, per capirci, pensavo adesso i sospetti oggettivamente penso li avreste anche voi, e vediamo effettivamente se si riesce a trovare una qualche forma di
minima di convivenza. La Fenice sarà uno degli ultimi nodi da sciogliere prima della fine del mandato e l'inizio di una nuova fase. Andremo a votare a maggio e dopo mi occuperò un po' della mia famiglia, che francamente ho 5 figli, e poi la mia azienda, il mio lavoro, le mie passioni che ho lasciato da parte. Poi quando avrò finito, spero il prima possibile, ma sarà ai tempi della magistratura, cioè va bene, quando avrò finito continuerò a occuparmi di politica. Questa dunque la promessa di Brugnaro a proposito di politica e di polemiche politiche. Nel Vicentino attiene con il sindaco che revoca le deleghe dalle politiche giovanili al consigliere che aveva postato la solidarietà a Mohamed Hannoun, arrestato con l'accusa di aver finanziato Hamas. Atteso, il provvedimento è puntualmente arrivato questo pomeriggio. Il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, ha tolto le deleghe alle politiche giovanili, alle integrazioni e alle politiche agricole al consigliere comunale Aliaddin Kaaburi. È l'effetto immediato della bufera politica esplosa dopo il post con cui il consigliere di 33 anni, che compierà domani, di Equa Thiene, ha espresso solidarietà a Mohamed Hannoun, l'attivista palestinese arrestato con l'accusa di aver finanziato le milizie terroriste di Hamas. Decisione che nasce da recenti esternazioni sui social, ultimo dei quali questa mattina, che hanno fatto venir meno il rapporto di fiducia che ritengo un elemento essenziale per il conferimento di deleghe. Deleghe che ovviamente si fondano su collaborazione e condivisione degli obiettivi. Nel suo intervento social Kaaburi parla di operazione repressiva e di criminalizzazione della solidarietà internazionale, contestando apertamente il lavoro della magistratura. Parole che hanno scatenato la reazione durissima di Fratelli d'Italia con l'onorevole Silvio Giovine e Lega. Michelusi già ieri aveva fatto capire che non c'era più la fiducia. Quando questo viene meno, direi che è mio dovere intervenire per garantire chiarezza ed efficacia all'azione amministrativa. Quindi le politiche giovanili passano al consigliere Andrea Dal Bianco, l'integrazione all'assessore Anna Maria Savio e le politiche agricole invece restano in capo al sottoscritto. Sottolineerei che la priorità è assicurare a Thiene una guida coesa e responsabile. Ancora la politica, ma torniamo nella Marca trevigiana perché il 2026 già da subito sarà tempo di elezioni provinciali. Entro il 12 gennaio vanno depositate le candidature per stabilire chi governerà l'ente dopo Stefano Marcon. C'è una girandola di nomi, c'è sempre un po' di contrasto tra Lega e Fratelli d'Italia. Allora vediamo un po' com'è la situazione per le provinciali nella Marca. Si stringe il cerchio intorno ai nomi che saranno presentati come possibili candidati a presidente della provincia. Si vota il 1 febbraio, ma i nomi vanno depositati tra l'11 e il 12 gennaio 2026. Gli elettori di questa tornata sono 1330 tra sindaci, sindache, consiglieri e consiglieri comunali dei 94 comuni del territorio della provincia. Possono essere candidati tutti i sindaci e le sindache dei comuni che siano in carica al momento della presentazione della candidatura e le candidature devono essere sottoscritte da almeno 200 aventi diritto al voto. Inevitabile quindi che per le segreterie dei partiti queste siano ore febbrili. Proprio in queste ore la Lega si raduna intorno al segretario provinciale Dimitri Coin per fare il punto. Dopo anni di dominio leghista, parliamo di Zaia, Muraro e Marcon, inutile negare che il Carroccio vorrà continuare il suo dominio. Ma credo che anche il grande risultato elettorale delle regionali deve far riflettere su come Treviso è posizionata e chi rappresenta veramente per la politica Treviso. Ma ci sono 2 o 3 nomi che circolano in maniera un po' più forte rispetto agli altri. Sono persone che sicuramente hanno delle capacità, hanno una forza anche amministrativa, una conoscenza amministrativa. Mi auguro che siano uno di questi 2 o 3. I nomi non li faccio perché sappiamo che in questo momento fare nomi significa magari fare più un danno che un bene. Ecco allora i nomi del centrodestra, li facciamo noi. Per la Lega il sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin, Claudia Benedos di Maser, Diego Zanchetta consigliere a Gaiarine e Marco Donadel sindaco di Roncade. E poi naturalmente per Fratelli d'Italia Davide Bortolato che, ricomposta la pseudofrattura nella sua giunta, aspira al vertice della provincia.
Sì, si fa il mio nome probabilmente perché sono il sindaco di Fratelli d'Italia che governa il comune più numeroso nella provincia di Treviso. E, insomma, decideranno i segretari in questi giorni, insomma, stanno parlando per decidere quello che sarà il nome del centrodestra e auspichiamo, insomma, che sia un nome unico per un centrodestra unito. Tutti concordano sul fatto che la riforma del Rio abbia di fatto svuotato le province di potere e finanze e che si dovrebbe tornare all'elezione diretta del presidente, un tema che anche Fabio Maggio di Forza Italia, oggi vicepresidente provinciale, sostiene da tempo. E proprio Forza Italia potrebbe essere l'ago della bilancia per tenere unito il centrodestra, mentre il presidente uscente Stefano Marcon già festeggia sui social altri traguardi. Come centrodestra l'importante è essere uniti sempre, quindi nei prossimi giorni, nonostante tutto, nei prossimi giorni credo che le segreterie provinciali giungeranno ad un accordo e l'importante, torno a ripetere, è proseguire e con continuità in quel disegno importante di investimenti e di valorizzazione di quello che la provincia può dare, può fare per i cittadini. Cambiamo argomento, 3 comuni, 3 province diverse, 3 baseleghe, Zerobranco e Martellago all'insegna di un 2026 dedicato allo sport. Vediamo come. La comunità delle 3 province, 3 baseleghe, Zerobranco e Martellago, diventa Comunità Europea dello Sport, un traguardo che premia l'impegno condiviso nella promozione dello sport e dei suoi valori. È stato un percorso abbastanza lungo che è durato 2 anni. 2 anni fa appunto abbiamo presentato la candidatura, poi abbiamo stilato un dossier e infine una commissione è venuta a valutarci, ha visto i nostri impianti sportivi, le nostre associazioni e si è confrontata anche sui finanziamenti che le varie amministrazioni mettono in campo per lo sport. Ci ha valutato positivamente dandoci un punteggio alto e quindi siamo diventati appunto Comunità Europea dello Sport e settimana scorsa siamo stati a Bruxelles tutti e 3 i comuni per ritirare questo ambizioso premio. Più di 45.000 i cittadini coinvolti, 64 le associazioni sportive attive sul territorio e 50 le strutture pubbliche tra palazzetti, palestre e campi di gioco. Questo titolo comporta innanzitutto il fare rete tra 3 comuni, che sicuramente è una cosa importante perché al giorno d'oggi purtroppo si fa ancora poca rete tra amministrazioni, invece appunto collaboreremo sia a livello sportivo sia in altri ambiti amministrativi. E poi appunto con questo titolo riusciremo ad avere dei punteggi in più in graduatoria nel caso uscissero dei bandi appunto per lo sport a livello europeo. Il calendario è ricchissimo e verrà pubblicato a gennaio. Quest'anno sarà un anno importante perché il 2026 sarà proprio l'anno della Comunità Europea in cui faremo tantissime attività assieme che appunto coinvolgeranno le nostre associazioni. A proposito di sport, il volley, dopo la delusione per la finale del mondiale per club persa contro Scandicci, torna il sorriso alle Pantere dell'Imoco Volley Conegliano che al Palaverde ieri sera hanno piegato in 4 set Bergamo, accedendo così alle Final Four di Coppa Italia che sono in programma il 24 e 25 gennaio a Torino. La prima sfida sarà contro Novara che peraltro sarà avversaria anche in campionato proprio nei primi giorni di gennaio, quindi continua il cammino della squadra di coach Santarelli dopo appunto la sconfitta del mondiale per club contro Scandicci. Torniamo a parlare del Capodanno, abbiamo visto i preparativi un po' nelle varie piazze parlando di sicurezza ma anche di fuochi e di botti e di quant'altro, ma poi ovviamente c'è anche il cenone di Capodanno. Ora andiamo a vedere a Padova come ci si prepara. Padovani, gran mangioni, le tavole di Padova lo testimoniano. Dopo il Natale si preparano a festeggiare anche il Capodanno e stando ai dati della CNA, l'associazione di categoria degli artigiani, i padovani scelgono sempre di più i prodotti artigianali del territorio. Rispetto a Natale e Capodanno del 2024 registriamo un aumento del 20% di ordini dei nostri concittadini, di ordini per il cenone di Natale, di ordini dai nostri artigiani dove c'è l'eccellenza, c'è la qualità della pasta fresca, dei tortellini,
dove c'è l'eccellenza nei nostri pasticceri, nei nostri fornai e altri tanti prodotti che andranno sulle tavole sul cenone di fine anno. Molti i prodotti tradizionali che vengono scelti per le loro qualità nelle botteghe artigiane del territorio, artigiani che alla tradizione sanno coniugare l'innovazione con eccellenze che sanno reinventarsi. È un sintomo, è un sinonimo veramente che la qualità artigianale è sempre più ricercata e sempre più apprezzata. Dietro a questa comunque c'è sempre grande e tanto lavoro, ricerca sempre di avere prodotti più genuini, con ingredienti ancora più genuini, ricerca di avere anche dei collaboratori che poi, a chi poi lasciare anche il testimone dell'esperienza, dell'insegnamento, di quello che noi artigiani riusciamo anche a trasmettere. Per il Capodanno però saranno in molti a sedersi alle tavole degli oltre 800 ristoranti della provincia. In circa 70.000 sceglieranno di mangiare fuori casa, approfittando anche dei veglioni che si terranno nei locali pubblici padovani. Si organizzano pranzi, cene, appuntamenti conviviali proprio nei ristoranti, proprio per questa voglia di staccare, per trovare pronto, per rilassarsi, per poter avere la mente libera di godersi proprio la gastronomia locale, le specialità locali, trovare pronto e godersi la compagnia di chi ci sta a fianco. È sempre periodo di presepi, allora andiamo a vedere la mostra dei presepi del gruppo folcloristico trevigiano nelle Case Piavone. Sono solo alcuni degli oltre 120 presepi in mostra alle Case Piavone sullo Storga a Treviso. È uno degli appuntamenti delle festività natalizie organizzato dal gruppo folcloristico trevigiano che cerca sempre delle novità. Non sono presepi solo trevigiani, ma vengono da Foggia, dalla Lombardia, dall'Emilia e dal Friuli. Poi abbiamo presepi fatti da delegati ONU in Palestina, quindi sono molto sentiti, molto importanti. Tante le collezioni con esempi unici, come questa natività su foglie di cocco e quest'altra su pietra dura. Dai piccolissimi personaggi rappresentati in questo presepe dentro una provetta ai diorami con i suggestivi effetti luminosi. Sono tanti gli esempi nei due piani delle Case Piavone, il cui percorso è di fede, di storia e di territori. E l'esempio lo danno queste due opere realizzate con il legname recuperato dalle grave del Piave e scelto per le sue fattezze, in parte poi modellate dall'autore. È proprio l'espressione dell'artista che con mezzi e con la fantasia riesce a fare opere davvero importanti, perché io dico che il presepio, oltre alla natività, esprime anche gioia, incanto, bellezza. Un percorso unico nel suo genere, da vivere in queste festività e non solo. Fino al 18, domenica 18 gennaio, ecco, orari dal giovedì alla domenica e anche su orari straordinari. Ingresso libero? Ingresso assolutamente libero e vi invitiamo a partecipare a vedere questa bellissima mostra. E noi ci salutiamo, finisce qui Focus TG, vi ricordo ore 21 questa sera il messaggio del Presidente del Veneto Alberto Stefani, il messaggio di fine anno e a voi tutti un augurio di buona fine d'anno e di inizio del nuovo anno. Arrivederci.